Gentilissimo pubblico, buonasera. Siamo tristemente felici di essere qui con voi questa sera. Io volevo prima di tutto ringraziare l'organizzazione tutta, anche nella persona di Rocco Pontone, per averci voluto qui, la seconda volta, se non ero 4 anni fa, partecipammo a questo tetro e triste evento. Chiudiamo con un approccio musicale leggermente diverso, perché lavoriamo con delle voci scoperte. Iniziamo con un brano a cappella, un brano esentato da qualsivoglia tipo di accompagnamento, con questa Deep River. Deep River appartiene al repertorio spiritual, più classico, laddove questo fiume profondo segna da un lato il ritorno, varcandolo, questo fiume, attraversandolo, alla propria patria, alla propria terra, alle proprie radici, la propria origine dell'afroamericano, che naturalmente è l'Africa, però loro erano perfettamente consapevoli che non sarebbero mai tornati a casa, e quindi questo Deep River segna anche esattamente il punto del trapasso, della morte, e però la cessazione della sofferenza e della schiavitù, quindi il ricongiungimento all'Altissimo per chi ci crede. Per chi non ci crede non c'è niente. Deep River. To cross over into Canton. My home is Lord. Prima di passare al secondo brano dei 3 che andremo ad eseguire questa sera, ci tenevo a presentarvi il nostro pianista che suona con noi per la primissima volta, e vi chiedo un applauso per Ismaele Marangoni. Una questione di copyright, non possiamo seguire tutto il festival.
Allora, dietro siamo proprio in diretta. Aspetta che devo capire un attimo come sta andando, perché tra poco ci sono le premiazioni. Comunque Rocco è andata benissimo. Ma guarda, vedi la nebbia che c'è. La gente è venuta, abbiamo fatto il pieno, non me lo sarei mai immaginato e li ringrazio sinceramente. È stato bello, i musicisti eccezionali, sì, ma non so, perché è facile per chi organizza parlare bene delle cose che sono accadute, però onestamente tu c'eri, è stata una bella serata, no? Forse, no, non lo so, io poi ero con Massimo, ho costretto Massimo Tonizzo, che del comune, non mi ricordo cosa faccia nel comune, lui in pratica non fa niente, insomma, è uno che è mantenuto dal comune e praticamente l'ho costretto a fare delle cose che lui non avrebbe mai immaginato. Anche questa è un gioco, è forse una sciocchezza, chi lo sa, ma del resto si vive di sciocchezze, dai. Con tutto quello che accade è meglio sorridere. Ma sì, io oggi sono arrivato qui convinto di trovarmi davanti un copione, quindi tutto preparato, tutto calcolato, insomma, quindi una cosa preparata, anche perché ammetto, io di musica non ne capisco assolutamente nulla, infatti pensavo di parlare di opere pubbliche, di quadri economici e quant'altro, che è quella materia che faccio tutti i giorni. Pensavo di andare a uso capione. Esatto, e invece devo dire che mi sono divertito sul palco con Rocco, insomma, penso che sia stata una coppia che si è divertita. È nata una coppia. È nata una coppia di fatto e quindi direi molto bene. Allora abbiamo saputo che stasera non ci saranno i premi perché purtroppo l'artista è infortunato. Piero sta male e mi ha raccontato lui perché mi ha chiamato dall'ospedale e mi ha detto che purtroppo non è riuscito a finire l'opera che lui aveva preparato per il vincitore, per cui, ma noi chiaramente approfittiamo di qualsiasi cosa accada, cerchiamo poi di portarla a nostro vantaggio. Vuol dire che adesso noi siamo costretti a organizzare un'altra serata, no? Dove daremo il premio al vincitore, perché questa sera noi raccontiamo, abbiamo il nome del vincitore, e però inviteremo tutti alla prossima serata per vedere. Prima che non si ascolta nessuno che Pippo Baudo. Purtroppo io non sono molto d'accordo. Allora, allora il bello è che io naturalmente non te lo dico chi ha vinto, no? Anche perché c'è il messaggero Veneto che è esclusivo. Hai capito? Finalmente, ma svegliati, no, Dio buono. Però non hanno soldi, possono pagare. Bene, No. allora ragazzi, cosa dobbiamo dire? No, ti ringrazio di essere intervenuto. Grazie. Noi qua abbiamo Frizzi e Comini e Tonazzi, rappresenta solo Tonazzi, perché devo dire che Tonazzi in effetti lui è un trio. Sì. Tonazzi non è un uomo, è un trio. Gli altri fanno finta di dire qualcosa, di cantare, ma tutto. Ma cosa? Non mi capisco. Ancora? Cosa fai prima della premiazione? Prima della premiazione, in questo momento? No, hai ancora tempi? No. Subito? No, andiamo su e diciamo il premiato. Ah, è vero, perché questi non sono Allora, vi ringraziamo, buon lavoro. Grazie, ciao. Grazie, Ciao. ciao. Io avevo Bene, Mandi. Ciao. Allora, chiudiamo qui questo live da Rivignano, che è anche l'ultimo per quanto riguarda la Fiera dei Santi 2022. Purtroppo dobbiamo dare una notizia di cronaca che si è giunta adesso in diretta su un incidente tra Palmanova e Villesse. Ci sono purtroppo 3 macchine coinvolte, pare che ci sono dei feriti seri. Quindi chiaramente per quanto riguarda questa notizia vi daremo ulteriori notizie nel corso della serata. Per quanto riguarda il calcio, il Milan ha vinto con Salisburgo,
secondo turno di Champions League. La Juventus pure ha perso, riesce comunque a qualificarsi perché dall'altra parte appare anche il Maccabi Haifa. Grazie, buonasera. Per una questione di differenza reti va in Europa League. Senti i certificati, grazie per la ascolto, a tutti voi, a tutti bello, buonasera. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.